Tracce di variante Delta e di variante Omicron nello stesso tampone. La scoperta è stata fatta lo scorso 3 gennaio dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro, che per la prima volta in Veneto ha individuato 2 casi di doppio contagio da variante Delta e Omicron. I biologi dell'Istituto Padovano specificano che non si tratta della variante Deltacron di cui si è parlato nelle scorse ore e di cui al momento non c'è evidenza scientifica, ma di una infezione contemporanea delle 2 varianti che è stata riscontrata in 2 pazienti, uno residente nel Padovano e l'altro a Trento. Si tratta di un fenomeno raro, non è dato sapersi se anche in passato, durante le precedenti ondate del Covid, quando circolavano le varianti alfa e beta, ci fossero stati casi di coinfezione, perché le varianti erano piuttosto simili, mentre la Omicron presenta diversità più evidenti. Sconosciuti anche gli effetti di questo doppio contagio, visto che i tamponi inviati all'Istituto Zooprofilattico sono stati mandati secondo criteri casuali.